Svolta delle indagini sulla scomparsa di Anna Fasolla, 59enne impiegata di Cittadella, svanita nel nulla da 2 settimane. La donna ritrovata a Roma in buone condizioni di salute, il suo era stato un allontanamento volontario. Tragedia a Cima d'Olmo, 32enne di Maserata muore in incidente in moto di ritorno da un motoraduno, in gravissime condizioni l'amica che si trovava con lui. Scontro nel governo tra i ministri Salvini e Trenta sulla necessità di reintrodurre la leva obbligatoria, ma il Veneto aveva già pensato a una proposta di legge passata a giugno sulla mininaia. Domani a Venezia il vertice dei sindaci dei comuni capoluogo sul congelamento dei fondi del bando periferie nel decreto 1000 proroghe, si annuncia battaglia dai primi cittadini. Rapinavano gli anziani per strada, strappando loro collane e bracciali, bloccata dai carabinieri di Montebelluna una coppia di giovanissimi nordafricani. Una delle vittime era finita all'ospedale dopo l'aggressione. Un'area naturalistica molto cara ai vicentini è in sofferenza. La proliferazione di una particolare tipologia di alghe starebbe soffocando il lago di Timon. Viaggio nella memoria della Grande Guerra, oggi raccontiamo la vita di trincea attraverso un oggetto ricavato dalle munizioni del fucile in dotazione ai soldati italiani. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati, buon inizio di settimana. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con una buona notizia. Vi abbiamo raccontato in queste settimane del giallo della scomparsa di Anna Fasolla, 59enne di Cittadella, svanita nel nulla proprio 2 settimane fa, esattamente 2 settimane fa, settimane di angoscia ovviamente per i familiari, di ricerche da parte dei carabinieri, tanto che si era echeggiato il caso della povera Isabella Noventa. Così fortunatamente non è stato, perché la donna è stata trovata finalmente a Roma in buone condizioni di salute. Ovviamente adesso dovrà spiegare il perché di questo suo allontanamento. Ci dice tutto, ci aggiorna intanto sulla vicenda in diretta telefonica la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Buongiorno dalla redazione di Bassano. Dopo quasi 2 settimane dalla scomparsa, era il 30 luglio, è stata ritrovata ieri pomeriggio dai carabinieri di Cittadella Anna Fasol, la 59enne di Caunorai, che era sparita da casa, lo ricorderete, senza dare più notizie di sé. Un allontanamento che aveva gettato nel totale sconforto i familiari, il marito e la figlia, ricercatrice medica che vive a Miami. Era scattata la denuncia, erano partite le ricerche, la sua auto, lo ricorderete, era stata ritrovata parcheggiata alla stazione ferroviaria di Cittadella, ben chiusa. Numerosi gli avvistamenti, persino segnalazioni che erano arrivate anche da Roma, dalla stazione ferroviaria di Roma, mai accertate. Nella casa di via Caunorai anche i RIS di Parma che avevano setacciato l'intero stabile. Era spuntata persino l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella sparizione di 100.000 euro dai conti dell'azienda di commercio bestiame per cui la stessa Fasol lavorava negli uffici amministrativi. Insomma, si erano aperte tutte le piste. Il marito ha ascoltato più volte e più che altro si era temuto davvero il peggio fino a ieri, quando la donna è stata rintracciata dai militari, buone le sue condizioni di salute. Nelle prossime ore forniremo maggiori dettagli e soprattutto cercheremo di capire il perché di questo allontanamento. Per il momento è tutto, vi ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato. Adesso il tributo di sangue purtroppo pagato dal Veneto e dalla Marca in particolare in questa annata terribile sulle strade. Ieri l'ha perso la vita un 32enne di Maserata. Un sorpasso, poi lo schianto. La vittima è un centauro, Michele Ugliana, 32 anni, di Candelù. Ferita gravemente un'amica, Desi, di 29 anni, trasportata all'ospedale di Treviso e ricoverata in prognosi riservata. I 2 giovani avevano partecipato ad un motoraduno che si teneva a Cima d'Olmo, poi si erano diretti verso Santa Lucia di Piave. Ad un tratto, durante un sorpasso, il motociclista non si sarebbe accorto di un'auto che stava svoltando. L'impatto è stato violentissimo. Michele è finita nel terrapieno che segue il corso della strada, la ragazza sbalzata a terra, mentre la moto è finita contro alcuni alberi ad una quarantina di metri dal luogo dell'impatto. In quel momento stavano transitando alcuni vespisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e dei carabinieri. Per il centauro non c'era più nulla da fare, la giovane è stata invece trasportata subito in ospedale. Il 32enne lascia i genitori, la sorella e la fidanzata Oksana.
Lasciamo per un attimo la cronaca per parlare del dibattito che si è aperto sulla idea della reintroduzione della leva obbligatoria lanciata dal vice premier e ministro dell'interno Matteo Salvini, anche se da più parti da tempo si parla di questa ipotesi, ma ipotesi stoppata dal ministro della difesa Trenta, che parla di una idea che non è più in linea con i tempi. Ebbene, il Veneto a questa ipotesi ci aveva già pensato quando nel giugno scorso è passata una proposta di legge statale, passata in Consiglio regionale, proprio per reintrodurre quella che è stata chiamata la cosiddetta mini Naia. Naia sì o Naia no? I ragazzi così imparano l'educazione, dice Salvini, idea non più al passo con i tempi, replica Trenta. E il fatto che l'uno e l'altra siano rispettivamente vice premier, ministro dell'interno e ministro della difesa non è di poco conto. La divisa divide e al di là del gioco di parole a descrivere un governo dove le liti non mancano, resta un fatto concreto, che il Veneto a ripristinare un periodo di leva obbligatorio civile o militare di 8 mesi ci sta pensando da tempo, al punto che già nel giugno scorso aveva approvato a maggioranza una proposta di legge statale d'iniziativa del Consiglio regionale. Tra le maggiori fautrici dell'idea vi è l'assessore veneto all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan di Forza Italia. Mai come ora, spiega, i giovani italiani hanno la necessità di riappropriarsi di un senso di appartenenza alla nazione, che porta alla formazione di cittadini più consapevoli, responsabili e socialmente impegnati. Il testo di iniziativa del Veneto prevede che la scelta tra servizio civile o militare, valida sia per gli uomini che per le donne, potrà essere fatta prima dello svolgimento del servizio e dovrà essere svolta tra la maggiore età e il compimento dei 28 anni, con un servizio effettuato nel territorio della propria regione. Il servizio militare ha portato alla formazione di cittadini più consapevoli, dice Donazzan, tanto che gran parte del sistema di protezione civile, vanto nazionale e unicum nel quadro europeo, poggia proprio su uomini che hanno avuto l'occasione di sperimentare il servizio militare. Intanto, già da tempo, grazie agli alpini, vengono organizzate saltuariamente delle giornate istruttive nei quali ragazzi e ragazze imparano nozioni di pronto soccorso e protezione civile, dei campi a stretto contatto l'uno con l'altro con orari e doveri ben precisi, una sorta di mini Naia volontaria che forse in futuro potrebbe diventare qualcosa di più. A proposito di governo, la questione del congelamento dei fondi per le periferie contenuto nel decreto milleproroghe passato al Senato. Domani a Venezia il vertice dei sindaci dei comuni capoluogo chiamati a raccolta dal sindaco di Venezia Luigi Brugnano proprio per esporre le problematiche, sindaci che sono ovviamente in gran parte sul piede di guerra. Si registra oggi anche il parere di Confcommercio regionale che insieme alle altre categorie economiche si dice preoccupato per la sospensione delle convenzioni di spesa sino a tutto il 2020 per la copertura dei progetti già approvati e cantierabili nel bando periferie. Si rischia di bloccare un processo di rigenerazione e di riqualificazione di aree importanti delle città, dice Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia, atteso dai cittadini e da imprese dell'economia urbana. Iniziative che per la complessità dei nostri centri urbani sono indispensabili, seppur non sufficienti, ad avviare un processo lungo e articolato. Dunque anche le categorie economiche, soprattutto Confcommercio, contrarie a questo congelamento. Tra i sindaci più arrabbiati c'è quello di Padova, Sergio Giordani, che è pronto, dice, anche a fare causa al governo. Sono pronto a fare causa al governo io, non ho problemi. Tanto è un contratto firmato, vinco, non c'è problema. No, insomma, sono tutti d'accordo ad andare. Io sono convinto che alla fine però il buon senso deve riaffiorare e far sì che diano i soldi. I soldi sono 18 milioni per opere pubbliche già progettate e avviate alle gare d'appalto che il governo ha congelato per Padova e per tutti i capoluoghi di provincia italiani. Giordani è pronto alla battaglia legale. Ho firmato un contratto con lo Stato deve darmi i soldi, non so cosa fare. Quei soldi serviranno, ricorda Giordani, a trasformare Piazzale Boschetti in un parco, al risanamento delle mura e del Castello Carrarese, all'acquisto di 250 telecamere di sorveglianza e al risanamento di alcune scuole. Io sono pronto a fare qualsiasi azione, e penso che anche gli altri. Io ho un vantaggio, no? Colore politico, a me interessa la mia città. Il sindaco ha ordinato agli uffici tecnici di andare avanti spediti anche ad agosto con le procedure che porteranno ai bandi di gara d'appalto per i lavori, così da blindarne la realizzazione e il finanziamento. Intanto, insieme ai colleghi sindaci degli altri 6 capoluoghi veneti, il sindaco di Padova si troverà martedì prossimo a Venezia per affrontare insieme la battaglia. Il sindaco di Venezia mi ha chiamato l'altro giorno, siamo decisi
a vederci tutti quanti a Venezia il giorno 14, per fare fronte comune, perché, ripeto, non è colore politico, questi sono soldi di cittadini che devono essere dati. Non solo sindaci di centro-sinistra, domani al vertice a Venezia ci sarà anche ad esempio un sindaco di centrodestra, meglio della Lega, come Mario Conte, il primo cittadino di Treviso, sicuramente non contento di questo congelamento dei fondi, ma che porterà anche domani a Venezia le rassicurazioni avute in un colloquio col vice ministro all'economia. Tagli del milleproroghe, i sindaci fanno fronte comune contro il congelamento dei fondi per le periferie, anche se all'interno proprio di quel fronte convivono posizioni più o meno dure nei confronti del governo, che emergeranno nel corso dell'incontro convocato a Venezia da Luigi Brugnaro. Martedì ci incontriamo con gli altri sindaci di capoluogo semplicemente per portare al tavolo tutte le nostre progettualità, per far capire al governo che comunque indipendentemente dalle scelte politiche fatte dalle amministrazioni i progetti sono seri e sono validi, a differenza di altre realtà del nostro territorio nazionale che magari sono discutibili. Quindi chiederemo in modo civile e in modo responsabile di affrontare il tema in base alle progettualità e quindi di sbloccare questi fondi e di trovare delle soluzioni alternative. Il leghista Conte metterà sul tavolo anche le rassicurazioni avute telefonicamente da Massimo Garavaglia. Il vice ministro mi ha rassicurato sul fatto che verranno sbloccati i fondi che di fatto sono dei comuni ma ad oggi sono bloccati, quindi i famosi avanzi di bilancio potranno essere spesi a partire dal 1° gennaio. Credo che questa sia un'iniziativa sicuramente positiva, non solo per il comune di Treviso ma anche per tutti quei comuni minori del territorio che molte volte si trovano bloccati negli investimenti perché non hanno la possibilità di spendere gli avanzi di bilancio, quindi questo è positivo. Tra l'altro il vice ministro mi diceva che i fondi legati al bando periferie sono soltanto congelati e spostati fra 2 anni, ma stanno analizzando tutte quelle progettualità che soprattutto nelle regioni del sud sono molto ambigue e molto discutibili. Progetti finanziabili dunque a partire da gennaio con l'avanzo di bilancio. Nel frattempo, ribadisce il sindaco, si potrebbe approfittare dei prossimi mesi per rivedere priorità e modalità di intervento che non convincono la nuova amministrazione. C'è una pista ciclopedonale che sicuramente non è una delle priorità, ci sono alcuni interventi legati ad alcuni impianti sportivi, non mi riferisco alle acquette ma a altri parcheggi che secondo me possono essere rivisti e quei soldi essere destinati per esempio al rifacimento di marciapiedi piuttosto che alla manutenzione di strade, piuttosto che al completamento di alcune linee fognarie anche nei quartieri. Torniamo alla cronaca, aggredivano e rapinavano gli anziani. Un ragazzo marocchino minorenne di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri di Montebelluna, denunciato invece in stato di libertà il complice connazionale di 22 anni. I due sono già conosciuti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona. Ad agire sarebbe stato sempre il minorenne, mentre il complice lo attendeva in macchina per la fuga. Sono ritenuti responsabili di almeno 3 aggressioni. Il 31 maggio 2018 a Valdobbiadene, con il 17enne che ha rapinato un 60enne del luogo strappandogli dal collo una grossa collana in oro con 2 crocefissi. La vittima è stata anche strattonata, fatta cadere a terra con un forte trauma a una gamba. Poi il 1° giugno a Crocetta del Montello con lo scippo un anziano 95enne al quale è stata strappata la collana, e il 3 giugno a Possagno un 73enne a cui è stata strappata anche in questo caso una collana. Il minorenne è stato arrestato e portato nella casa circondariale di Treviso. È invece riuscito a mettere in fuga i ladri che si trovavano nel giardino di casa sua, un residente di Santa Maria di Sala. Poi li ha anche sfidati su Facebook. Ci dice tutto al telefono Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Santa Maria di Sala, teatro di questo episodio che ha visto un barista del centro di Milano affrontare i ladri nel suo giardino mentre tornava a casa. Stava appunto rientrando verso mezzanotte dopo aver chiuso il locale al termine della serata. Si è ritrovato con 2 uomini che lo aspettavano sotto casa con il volto travisato da sciarpe e passamontagna. Queste persone gli hanno intimato di consegnare lo zaino che aveva in spalla, ma l'uomo non ha assolutamente ceduto alle loro richieste, anzi li ha invitati ad abbandonare immediatamente la sua proprietà. Per tutta risposta uno di questi 2 soggetti ha preso un badile che si trovava lì in giardino e ha
colpito il proprietario di casa al petto. A quel punto la reazione, bisogna dire, molto decisa e coraggiosa di questo barista, che ha reagito colpendo uno dei due con una gomitata e l'altro con una testata, dopodiché, vista la forza di questa reazione, i ladri sono fuggiti. Dopo di questo il barista è andato in ospedale, dove gli è stato diagnosticato un trauma toracico, ma di natura piuttosto lieve, e ha fatto anche un post su Facebook dove ha deriso questi personaggi dicendo: ritentate, magari sarete più fortunati. Questa la vicenda avvenuta in via Rugoletto a Stigliano, ai confini con Veternigo, una vicenda che insomma dimostra come sia pericoloso non soltanto per chi abita, ma anche per gli stessi ladri mettere in atto questo tipo di comportamenti. Per il momento è tutto dalla provincia di Venezia, a voi la linea. Grazie Tommaso Stoppa. Intanto a Mestre si traccia un bilancio a poco più di un mese dal Maxi Blitz, lo ricorderete, la grande retata contro lo spaccio a Mestre. Dal 10 luglio che ho assistito dalla finestra assieme alla mia famiglia all'intervento delle forze dell'ordine, è una cosa che tutti i cittadini richiedevano ormai da anni. La cosa è completamente trasformata, perché dal 10 luglio non ho più visto nessuno spacciare, almeno qui nel raggio di 500 metri. Questi cartelli posizionati dai residenti di via Monte San Michele proprio nei giorni successivi all'operazione di un mese fa, qualcuno aveva il timore che nel giro di qualche giorno tutto sarebbe ritornato come prima. Non è andata invece assolutamente così. Come potete vedere, la via è assolutamente tranquilla e sembra che si tratti di una situazione permanente a questo punto. Adesso sì, si vede la tranquillità, si vede. Non ci sono più spacciatori, in pratica da quel giorno là zero. C'è comunque forze di polizia, dell'esercito che girano eccetera, e basta, più visto niente, quindi perfetto. Se lo spaccio in terraferma è ben lungi dall'essere un problema risolto, almeno in via Monte San Michele è stata vera rinascita. A 30 giorni dalla maxi retata che ha smantellato l'organizzazione di spacciatori nigeriani che teneva in pugno la zona, ne sono convinti gli ancora increduli residenti, tra i quali dopo anni di abbandono cominciava a serpeggiare la rassegnazione. Sul marciapiede qui davanti, a 50 metri da qui, quotidianamente c'erano seduti dai 10 ai 20, 30, non soltanto ragazzi di colore, che non ci sarebbe nulla di male, ma erano quasi tutti, al 100%, operatori della criminalità organizzata. Speriamo, a questo punto parlo per me, speriamo si siano trasferiti altrove. Anche se la pessima fama della zona per qualcuno è dura a morire. Io non passo mai qua, in questa zona qua, evito di passarci, quindi non so dire niente. Ma evita di passarci perché? Perché sento tanti discorsi che fanno paura, insomma. Oltre al presidio quotidiano delle forze dell'ordine, prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per sottrarre il quartiere al degrado. A qualche decina di metri di distanza, nei giardinetti di via Piave, ieri sera è andato in scena il nuovo appuntamento col cinema all'aperto, che ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini fin dal pomeriggio, con stand gastronomico e musica dal vivo. Non una retata, ma un maxi sequestro, parliamo ancora di droga, questa volta a Padova, in stazione. Era sceso dal treno a Padova con un borsone di tela scura al quale aveva applicato un lucchetto molto appariscente che ha attirato l'attenzione degli agenti di polizia che presidiano la stazione ferroviaria. Alla richiesta su cosa contenesse il bagaglio, Peter Scellu, 24enne nigeriano regolare in Italia, è apparso incerto e nervoso, un atteggiamento sospetto che ha avuto come prevedibile conseguenza l'apertura del borsone. Dentro c'erano quasi 6 kg di marijuana. Il giovane è stato arrestato. Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono poi proseguiti con una perquisizione domiciliare che ha dato esito negativo. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, la prima edizione del nostro telegiornale. Parliamo di un'area naturalistica molto cara ai vicentini che si trova in sofferenza perché la proliferazione straordinaria di una particolare tipologia di alghe starebbe soffocando il lago di Fimon.
Cioè, sono arrabbiato perché i clienti che vengono qui mi dicono queste cose, ma cosa avete, un lago, una pozzanghera? Pierina Fiscato è davvero arrabbiata. Lei, la decana di questo meraviglioso angolo dei Iberici, ha legato la sua storia professionale al lago di Fimon, aprendo il primo agriturismo in zona 38 anni fa. Tanti anni, 60 anni che sono qui al lago, e al lago non è mai stato brutto come adesso. La bruttura a cui la signora Pierina si riferisce è la diffusione incontrollata del Myriophyllum spicatum, un'alga endemica qui, ma che negli ultimi anni sta prendendo il sopravvento su ninfee e fior di loto, creando un'estesa ragnatela vegetale che di fatto soffoca il lago e le attività che si svolgono. Non puoi neanche andare più in barca, perché una volta andavano con le barche e tenevano pulito. Per la Lega Navale, quando ci sono i ragazzini, non possiamo portarli neanche al limite delle piante acquatiche, in quanto se cadono in acqua, pur se le piante non sono quelle che portano sotto la gente, però prendono paura e insomma creano difficoltà, pur avendo i salvagenti eccetera. Cosa è accaduto dunque in questi ultimi anni? Un indizio viene suggerito in un volantino comparso recentemente a firma gli amici del lago di Fimon, indicando nella pesca intensiva della carpa un presunto colpevole. Questa particolare tipologia di pesca avrebbe alterato la quantità di nutrienti nell'acqua, un eccesso della cosiddetta pasturazione. 2,25 kg per 30 piazzole fanno circa 70 kg. 70 kg utilizzando il lago 10 giorni, un mese, fanno 700 kg, quindi sono 7 quintali. Faccia conto, in un anno diventano 70 quintali considerando 10 mesi. Abbiamo provato subito a sentire a riguardo l'opinione di qualche pescatore, senza molto successo però. Mi astengo dal parlare. Una volta andavano a nuotare, c'era il pesce, si poteva mangiare, adesso non può più neanche mangiare il pesce che è dentro. È una vergogna, questa è una perla per la città, per le famiglie, non è un parco divertimenti. Le domande aperte restano molte, ci impegniamo quindi ad approfondire l'argomento nei prossimi giorni. E adesso il nostro viaggio nella memoria della Grande Guerra, una vita di trincea che si può raccontare anche attraverso un oggetto particolare, un accendino ricavato dalle munizioni del fucile in dotazione ai soldati italiani. Oggi vi faccio vedere un bossolo, una cartuccia del modello 91 fucile che adoperavano i nostri tanti nell'ultima guerra. Ma che cos'ha di particolare? Ecco, anche questo è un oggetto che è stato fatto in trincea. Questo me l'ha portato mio nonno dalla guerra ed è un accendino utilizzato proprio da questa cartuccia del 91 e facevano l'accendino, le sigarette. Un oggetto umile, di quell'umiltà di cui erano colme le nostre trincee durante gli anni tremendi della Grande Guerra. Un accendino, utile per pipe e sigarette nei giorni interminabili di attesa del nuovo assalto, quanto indispensabile per dare fuoco alle cariche esplosive nelle azioni di apertura tra i reticolati della terra di nessuno, o per accendere le lanterne che illuminavano la notte tra ricoveri e giacigli. Quello che stupisce è come delle mani ignote siano riuscite con pochissimi mezzi a trasformare questa cartuccia piegando il bossolo, tagliando e filettando il fondo. C'era la pieretta che andava qua, mettevano l'alcol dal fondo qua che si svitta e con la pieretta giravano questa ruota e prendeva fuoco. C'è da immaginare che in quella trincea ci fosse una piccola officina per la manutenzione delle armi e che con quel poco si sia riuscito a forare l'ogiva per far uscire lo stoppino, ma anche per fare dei fori non troppo grandi per dare modo all'alcol di inumidire la canapa. Ma la vera opera d'arte sta nel meccanismo di accensione, con la rotella per il pietrino ricavata da una lima tonda da fucile, tagliata a fettine sottilissime. E guardando insieme la cartuccia e l'accendino del 91 non si può non rimanere ammirati per il genio e l'abilità di quelle umili mani di un fante italiano. Fa pensare all'intelletto che avevano di trasformare in cose utili pur non avendo quasi niente. Continuate a segnalarci i vostri oggetti legati alla memoria della Grande Guerra, come sempre i contatti li vedete in sovraimpressione, sms o whatsapp al 340 321 8728 oppure una mail a treviso@antena3.it. E adesso parliamo di arte e di un prezioso regalo a tutti i Venezia da parte di una grande artista. Vediamo.
I 60 anni di carriera di Nancy Gann, voce dell'espressionismo astratto americano, sono stati celebrati con una mostra a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale. Al termine dell'esposizione l'artista californiana ha voluto donare alla regione una delle sue opere in segno di gratitudine. Sono felice che questo arazzo sia per voi e rimanga a Venezia. Questa mostra mi ha fatto immensamente piacere e comprendo il grande successo che ha avuto qui a Palazzo Ferrofini. Grazie. Palazzo Ferrofini. Thank you. L'arazzo Jacquard Marmaris resterà esposto nel Parlamentino Veneto a simboleggiare il legame tra Venezia e la Baia di San Francisco. Con questa mostra, commenta il presidente Roberto Ciambetti, è stato gettato un ponte invisibile che si inserisce perfettamente in quella rete e in quel tessuto di relazioni che danno vita a quella che Calvino chiamava la città dell'arte, una grande città ideale in cui si fondono luoghi lontani tra loro, eppure in perfetta sintonia. Con questa mostra Palazzo Ferrofini si è inserito nel dibattito dell'arte contemporanea e nell'espressionismo statunitense. Abbiamo avuto tantissimi visitatori, un successo per un pubblico anche molto qualificato e molto specializzato. Soprattutto oggi aver avuto in dono da parte di Nancy Gann questo arazzo alle mie spalle che lascerà per sempre appunto il segno di questa mostra nel Consiglio del Veneto è una cosa secondo me dal punto di vista culturale di una valenza incredibile. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Cambia il tempo sulle nostre regioni, fenomeni anche forti in serata. Nel dettaglio sul Veneto sarà una splendida giornata di sole ovunque con ampio soleggiamento e con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Entro sera peggiorerà con temporali anche forti e diffusi un po' su tutta la nostra regione, con rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 17 e 22 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 33 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche qui sarà una bellissima mattina all'insegna del sole su tutti i settori. Il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso ovunque. Entro sera piogge via via più diffuse anche di moderata o forte intensità. Temperature minime tra 18 e 21 gradi, valori massimi tra 30 e 32 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Sarà bel tempo su tutta la nostra regione, specie al mattino. Col passare delle ore invece si accenderà l'instabilità, con temporali sparsi ma piuttosto frequenti, possibili un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 16 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 30 e 32 gradi circa. Per ora è tutto. Un saluto dal meteo di Antenna 3.